economy right now. It's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è l'appuntamento settimanale, anche in questa settimana ormai natalizia, in cui ci dedichiamo a tutto quello che è avvenuto durante quest'ultima settimana di importante direttamente dagli Stati Uniti d'America. Infatti, cominciamo subito con il processo dell'ormai famoso Luigi Mangione, il ragazzo di 26 anni che ha ucciso a New York l'amministratore delegato di un'importante azienda di assicurazione sanitaria, la United Healthcare. Un Luigi Mangione, tra l'altro, che è stato trasportato dalla Pennsylvania a New York per il processo, trasportato come se fosse veramente un criminale di altissimo profilo. Se si confrontano le foto del trasporto di Luigi Mangione e El Chapo, si nota come con Luigi Mangione ci siano addirittura più militari con addirittura mitragliatrici e giubbotti antiproiettile, e come veramente sia stata fatta una sfilata anche a fini politici, anche per il sindaco di New York, probabilmente per far vedere di essere un sindaco che protegge anche le personalità potenti. Luigi Mangione, tra l'altro, che è stato anche accusato di terrorismo addirittura, oltre ovviamente all'omicidio, e quindi parliamo di un ragazzo che dovrà probabilmente passare la vita in carcere. È stato anche ritrovato un suo quaderno in cui sono state descritte proprio le sue intenzioni, ovvero un odio viene proprio lasciato trasparire dalle pagine di questo quaderno, un odio per le aziende che si preoccupano di assicurazione sanitaria statunitense, e anche per tutti quei manager altolocati che non aiutano, diciamo, la persona comune che comunque Luigi Mangione non è, perché ha una famiglia molto ricca. Quindi, nonostante sia di una famiglia molto ricca, si è voluto nella sua testa probabilmente battere per l'uomo comune. Andiamo avanti con quindi Stati Uniti che hanno scoperto, possiamo quasi dire, le questioni di classe, ovviamente alla loro maniera, nella loro strana maniera, ma con i lavoratori di Starbucks che continuano a protestare, continuano a scioperare, a usare il loro diritto allo sciopero. Giustamente 10.000 lavoratori stanno in questo momento scioperando contro l'amministrazione della grande azienda, dell'enorme azienda negli Stati Uniti, per questioni soprattutto per quanto riguarda purtroppo lo stipendio e i turni di lavoro. Andiamo avanti con un Biden che sta cercando di mettere ancora più benzina sul fuoco per quanto riguarda la politica estera, donando circa 571 milioni di dollari per il supporto alla difesa di Taiwan. Taiwan che, come abbiamo ribadito più volte in questa rubrica, ma come sicuramente ne siete a conoscenza, Taiwan è a rischio della propria indipendenza, perché la Cina osserva in maniera quasi aggressiva, in maniera veramente aggressiva in realtà, senza il quasi,
una Cina che ha più volte anche minacciato i confini non solo di Taiwan con varie esercitazioni militari, ma anche delle Filippine. Quindi Stati Uniti che continuano con la presidenza Biden e probabilmente anche con la presidenza Trump, dato che Trump è stato il primo politico, possiamo quasi dire, americano di spicco che ha cercato di virare l'attenzione dalla Russia alla Cina come principale antagonista nelle vicende di politica internazionale. Una Cina, tra l'altro, che ha anche allertato altri vicini. Per questo gli Stati Uniti sono intenzionati, perlomeno con l'amministrazione Biden in questo caso, ad aumentare anche la forza militare del Vietnam, anche per avere un alleato in Asia probabilmente che riesce quindi a possedere, riesce quindi ad avere una forza e una potenza militare forte per cercare anche di intimorire la Cina. Vietnam che quindi passa dall'essere un alleato cinese a forse virare ed essere finalmente, tra virgolette, un alleato americano nell'area. L'alleato storico militare in Asia americano sono due, gli alleati storici sono due, ovvero Giappone e Sud Corea. Sud Corea che ricorderete ha il servizio militare obbligatorio proprio perché sono ancora in guerra con la Nord Corea, e anche per questo è avvenuto sono riusciti anche a far terminare in maniera molto veloce il tentativo quasi di colpo di Stato del proprio presidente quando ha cercato di imporre la legge marziale, perché è una guerra che continuano a prendere sul serio. Anche per questo la speranza ovviamente è quella di una presidenza Trump che continui nell'opera di riappacificazione fra i due stati e che magari si spera si torni a un unico solo stato coreano. È importante anche quello che sta avvenendo negli Stati Uniti per quanto riguarda il sociale, ovvero una ragazza ormai in età adulta ha accusato all'epoca, nel 2011, i propri compagni universitari di stupro, ma si è rivelato tutta una finzione montata ad arte proprio da Katie Costner, una ragazza che quindi ha poi ammesso pubblicamente in questi ultimi giorni il fatto che il fatto poi non sussisteva, lo stupro era totalmente inventato da lei e nonostante il processo poi alla fine abbia portato all'assoluzione di questi 3 ragazzi universitari, le loro vite sono state purtroppo rovinate da questa falsa accusa di stupro. Non è la prima volta che succede negli Stati Uniti, bisogna continuare però a lottare sia per una parità effettiva di sessi, però questo non deve in realtà poi sfociare nell'utilizzo di una condanna forte come lo stupro, anche perché questo poi non farebbe altro che diminuire poi le vere storie importanti, l'impatto delle vere storie importanti, usare l'arma come lo stupro anche per lotte, possiamo dire, sociali e personali. Altre notizie molto importanti: dopo 17 anni gli Stati Uniti hanno rimpatriato 2 detenuti malesiani a Guantanamo dopo che erano stati accusati proprio di crimini che loro non avevano commesso ed erano stati imprigionati a Guantanamo Bay, la prigione di massima sicurezza, quella destinata tra l'altro ai membri, ad esempio, di Al-Qaeda, quindi a terroristi che minacciano per davvero la sicurezza interna degli Stati Uniti. Purtroppo questi 2 cittadini malesiani hanno dovuto subire la prigionia di Guantanamo senza neanche essere accusati. Praticamente sono stati prelevati e
imprigionati a Guantanamo senza neanche un processo sommario. Quindi parliamo di un evento antidemocratico in questo caso, possiamo anche dirlo. Un'altra notizia importante è la nomina del nuovo ambasciatore in Italia da parte di Donald Trump. Donald Trump, che poi vi farò anche un mini riassunto del suo ultimo rally elettorale e del suo primo comizio elettorale, possiamo anche dire così, da presidente eletto, come è stato sufficientemente anche propagandato anche durante tutto questo weekend nei media americani. Un ambasciatore italo-americano dal nome Tillman Joseph Fertitta, che in realtà è un uomo di 67 anni, proprietario di una catena di ristoranti, di una catena di hotel e anche di vari casinò, oltre che della squadra di basket degli Houston Rockets. Quindi parliamo di un altro miliardario che ha la fiducia di Donald Trump per cercare anche di amministrare e di partecipare quindi alla vita politica, un miliardario tra l'altro che non ha cominciato oggi con la nomina alla presidenza, cioè all'ambasciata italiana, ma più volte è stato anche interpellato dallo stesso Donald Trump durante la propria presidenza, la prima presidenza, anche nel 2020, quando si è parlato anche di una riapertura per il Covid. Quindi è un miliardario amico di Donald Trump, è un miliardario che comunque ha già partecipato alla, tra virgolette, cosa pubblica. Andiamo avanti con Trump, che ha parlato a Turning Point, che è un'organizzazione politica di destra, e Donald Trump ha parlato più volte di varie tematiche durante questo importante primo comizio elettorale da presidente eletto. Innanzitutto, durante questa settimana Trump ha ricevuto i 15 milioni da parte di ABC per un caso di diffamazione da parte della rete televisiva e del loro conduttore, che ha accusato e ha descritto Donald Trump come stupratore. E Donald Trump nell'incontro politico ha continuato a scagliarsi, giustamente possiamo anche dire in questo caso, con i media americani, ma ha anche parlato ad esempio del canale di Panama, e ha descritto come gli Stati Uniti sono in questo momento sono truffati quasi, possiamo anche dire dalle sue parole, nella traduzione quasi letterale, da parte delle aziende che regolano il canale di Panama, dello Stato che regola il canale di Panama, e che le imposte da parte dello Stato panamense sono troppo alte, soprattutto per quello che ha fatto lo Stato a stelle e strisce proprio con il canale di Panama, per quello che ha fatto, ha aiutato la costruzione e l'amministrazione. Ma ci sono anche altri punti molto importanti, ovvero Donald Trump vuole far finire anche l'importante diritto che in questo momento viene dagli Stati Uniti, ovvero lo ius, possiamo dire, la cittadinanza per la nascita all'interno dello Stato americano. È un diritto che Donald Trump vuole far finire anche per l'invasione, se riprendiamo i termini italiani, per quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, con tantissimi immigrati irregolari che stanno passando il confine, con non ultimo un arresto di un'importante gang purtroppo armata, che è stata arrestata tra l'altro vicino a un complesso abitativo residenziale di persone, tra virgolette, normali.
quindi parliamo di una gang molto pericolosa del Latino America, Tren de Agua, che è stata arrestata a New York. Ma andando avanti, non ha parlato solo del canale di Panama, ma anche ha manifestato ancora una vicinanza e una stima per Elon Musk. Hanno cercato inutilmente in tanti negli Stati Uniti di mettere uno contro l'altro, due grandi personalità, possiamo dire anche due prime donne, sì, però che per quanto riguarda poi alla fine il cercare di arrivare a una soluzione per lo Stato americano, alla fine metteranno, si spera, le loro personalità, il loro ego da parte per il bene comune. Ha parlato anche di unità Donald Trump in questo incontro a Turning Point, non vuole più avere a che fare con violenza tra i propri sostenitori e i democratici. È contento che la transizione stia proseguendo bene senza troppe polemiche da parte dei due perdenti in questo caso, ovvero Joe Biden e Kamala Harris, ma Donald Trump continua anche a parlare per quanto riguarda soprattutto, ad esempio, ha parlato, ed è un argomento che è stato ripreso anche in Italia nelle varie televisioni, dei gender. Ha parlato di un governo che riconoscerà solo l'esistenza di due gender, ovvero uomo e donna, e che le persone transgender non possono competere né negli sport diciamo maschili se sono biologicamente delle donne, né possono competere negli sport femminili se sono biologicamente degli uomini, anche per il vantaggio fisico che hanno nei confronti poi delle loro avversarie. È successo infatti che negli Stati Uniti all'inizio vi era una totale simpatia e appoggio per le transgender che passavano dall'essere uomo all'essere donne, anche da parte delle competitors, possiamo chiamarle così, delle avversarie donne, ma che successivamente, vedendo anche la loro dominanza, la loro forza fisica e il fatto che poi anche i peggiori atleti sono riusciti poi a stabilire record su record nei vari sport, anche molte atlete donne hanno cominciato a protestare pubblicamente contro queste opportunità che venivano lasciate agli atleti transgender da uomo a donna. Ha parlato anche dell'immigrazione, parlando proprio, infatti, che l'immigrazione sarà uno dei temi che affronterà il primo giorno, una volta preso il comando della Casa Bianca. È molto importante che che quindi Donald Trump abbia una presidenza, tra virgolette, serena, anche perché nei prossimi giorni, a quanto pare, vuole anche incontrare Vladimir Putin. Vladimir Putin, con cui vorrà probabilmente discutere anche per quanto riguarda il futuro della guerra in Ucraina. Ha parlato anche per quanto riguarda la salute dei cittadini americani, perché secondo lui ci sono troppe diagnosi di cancri o di malattie croniche per colpa di o vaccini o di medicine non proprio buone per la salute del popolo americano. Direi che la mossa giusta sarebbe continuare a puntare a un cibo che debba essere poi consumato nella maniera corretta. Questa era anche una battaglia su cui io appoggerei Kennedy Jr. in maniera totale, perché il cibo negli Stati Uniti non è trattato purtroppo nella stessa maniera che in Italia e in Europa. Che con quest'ultima notizia di salute io vi aspetto, vi saluto, vi auguro buone vacanze, un buon Natale, un buon Santo Natale a tutti
e vi aspetto poi il prossimo lunedì, sempre qui su Radio Libertà alle 9:35 per una nuova puntata di Teleradio l'America. Grazie e buon Natale di nuovo. Avete ascoltato Te la ridò io, l'America.